Quello più importante è la sede. È la sede. Noi abbiamo cercato una sede, vero Luca? Certo. Luca e Bianchi siamo andati a vedere due sedi e la prima poteva anche andare bene, invece se l'hanno fregata sotto il naso. Era economica, giusta per noi perché si poteva fare certe cose, ma poi abbiamo vista un'altra su un posto prestigioso che è la Toletta, ma purtroppo è troppo piccola, ci voleva la prima. E allora noi stiamo cercando questa sede in maniera abbastanza cogente, direi, compulsiva, ossessiva, sì. Solo che ma non deve rivolgersi a degli enti per trovare degli affitti bassi. Una domanda. Occupiamo una casa chiusa. Sembra liceo. Perché è così importante avere una sede? Perché non si può andare in giro a fare. Questa è una buona domanda. Una buona domanda che non posso rispondere, signor Giovanni ma certamente. No, perché magari c'è. La sede è importantissima perché la sede del ciclo degli antichi è quello che permette di avere una continuità nelle attività, permette di avere una visibilità, permette un punto fisso che ospita le nostre attività. Al contrario però è importante avere una sede che sia adeguata a tutto quello che vogliamo fare, perché la sede del Circolo degli Antichi è un luogo dove non solo ci troviamo per parlare come stiamo facendo oggi, ma ci troviamo anche per fare delle feste, delle cene, dei convivi, dei convegni, delle attività, delle mostre, delle rappresentazioni. Quindi ci vuole un luogo di una certa dimensione e anche imponenza, e soprattutto per le ambizioni della compagnia di calza che sono smisurate ci vuole un luogo consono a queste ambizioni. Noi abbiamo l'ambizione di essere un faro importante, l'unico faro della cultura media veneziana dei prossimi anni, e lo stiamo costruendo adesso lentamente. Per cui, per rispondere alla domanda del liceo di Zanzoni, si può fare a meno di una sede? La risposta è temporaneamente sì. Si può fare a meno di una sede perché finché non la troviamo noi possiamo creare un programma di eventi che si svolgono in vari luoghi, come questa sera ci siamo trovati qui, invece di essere trovati in un'altra sede, che si sviluppano e si snodano in vari luoghi della città per comunicare la nostra presenza. Se noi rimaniamo chiusi nell'attesa di una sede prima di cominciare una programmazione qualsiasi, forse non riusciremo mai né a avere né la sede e neanche la programmazione. Probabilmente con una programmazione in corso ci sono buone speranze di avere una sede e in ogni caso prima o poi la troveremo. Questo penso di aver risposto a tutte e due le mie. Ma sì. Come associazione il comune non mette a disposizione? Il comune può mettere a disposizione delle sedi, sì. Sì, no, perché io ho visto tante associazioni certo. che hanno avuto degli spazi comunali. Sì, ci sono, è previsto che il comune conceda degli spazi. Bisogna vedere se gli spazi che sono disponibili sono compatibili con le nostre attività e quali sono. Tutto qua. Non è un problema questo, stiamo esplorando anche questa via.